Alternanza scuola e lavoro, un altro appuntamento importante qui alla Camera di Commercio. Sì, questa è la seconda annualità in cui incontriamo da una parte i dirigenti scolastici, gli istituti preposti del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi gli istituti provinciali preposti. Oggi abbiamo anche il rappresentante dell'ANPAL e vogliamo come Camera di Commercio cercare di essere centro aggregatore di tutti questi soggetti che sono attivi nel campo dell'alternanza scuola-lavoro per poter facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro ed esperienze professionali qualificanti ai giovani ragazzi delle nostre superiori, in modo anche da fargli conoscere le imprese e dall'altra parte consentire alle imprese di conoscere le migliori intelligenze, le migliori professionalità che emergono nei nostri istituti superiori. Alternanza scuola e lavoro, uno strumento interessante per i giovani studenti. L'alternanza nasce per dare un senso a quello che sono gli studi e a quello che può essere l'orientatività nei riguardi della vita futura dei nostri giovani studenti. In questi anni in cui è divenuta obbligatoria si stanno registrando delle esperienze interessanti e positive. Man mano i consigli di classe hanno cominciato a vedere nell'alternanza non più qualcosa di estraneo a quello che era la prassi scolastica, ma un ulteriore arricchimento di quello che era l'offerta formativa della scuola e un modo ulteriore per orientare i giovani, per valutarne le competenze, per una crescita integrale dei nostri studenti. Certo, è un percorso avviato da alcuni anni che ancora è suscettibile di miglioramento, però è un percorso, ecco, positivo.